L'azienda idrica dei comuni agrigentini è in passivo, giù di 4 milioni lo scorso anno e 1,3 milioni quest'anno, tutti convocati oggi dal prefetto, i numeri bocciano la gestione. Montevago è sfornita di depuratore dopo il sisma del 68, ne è stato installato un altro ma con errori di progettazione e costruzione. Gli scarichi fognari sfociano nella riserva naturale del fiume Belice. L'OPI organizza corso su manovre salvavita, congresso regionale Sosi Oculistica. Il comico palermitano Sasa Salvaggio sarà il presentatore delle 4 serate, al suo fianco tanti altri volti noti, tutti al femminile. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di AICA, azienda idrica dei comuni agrigentini. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, convoca tutti per un tavolo tecnico, un confronto sulla gestione e le prospettive future. Dati alla mano, l'azienda nel 2022 ha accumulato un passivo di 4 milioni e nei primi mesi 2023 1.300.000 euro. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Prefetto, un incontro oggi chiesto dalla consulta per le gravi problematiche dell'acqua. Ad Agrigento non solo, un'azienda che registra oltre 4 milioni di debiti. Io ho ritenuto di fare questo incontro intanto nel rispetto delle decisioni che sono state prese dall'azienda soprattutto per cercare di mettere in contatto azienda e tutte queste componenti della società civile che da tanto tempo seguono le vicende legate all'acqua. Quindi è un modo, come dire, anche di coinvolgere la comunità perché non è un problema, non è il problema sindacare quello che fa l'AICA, il problema è intanto anche di essere messi a conoscenza di quelle che sono le decisioni, che sono decisioni complesse, difficili. L'azienda certamente è partita con 1000 difficoltà, però bisogna anche dare atto che si sta attivando e attuando un percorso, quindi è importante che ci sia questo collegamento e questo confronto e d'altra parte anche questi movimenti, gruppi, il cartello sociale, la consulta svolgono il loro ruolo che dovrebbe essere un ruolo di, in qualche modo, non tanto di controllo ma quanto un po' di verifica costante, continua, possibilmente scevra da condizionamenti di natura diversa, se non quello di mirare al bene pubblico che insomma è l'acqua, ed è l'acqua un bene assolutamente essenziale per i cittadini. Questo è l'obiettivo dell'incontro di oggi. Un vertice oggi qui in prefettura sollecitato dal cartello sociale con i massimi esponenti dell'AICA per risolvere e chiarire l'ennesima emergenza idrica. Anche questa mattina numerosi abitanti del centro storico di Agrigento hanno manifestato la penuria d'acqua. Sì, intanto l'incontro è stato promosso dalla consulta e dalle associazioni assieme anche al cartello sociale. Siamo qui perché vogliamo dire la nostra su questa logica che viene seguita di lottizzazione politica che per me a mio modestissimo parere non è una cosa proprio democratica. Avevamo chiesto un bando pubblico per l'assegnazione delle varie cariche del CDA di AICA e invece è stata seguita un'altra logica. Vedremo quali saranno i risvolti di queste scelte e soprattutto, senza nulla ad avere nei confronti delle persone che occupano questi posti, speriamo che la gestione possa essere sempre non solo più trasparente possibile ma anche a servizio della comunità e aiutino questa comunità a risolvere il problema delle tariffe, il problema della qualità del servizio che è quello che sta a cuore a tutti. Quali risposte vi aspettate?
Abbiamo sudato per ottenere questo servizio affidato al pubblico e quindi è giusto che ce lo difendiamo. Ci aspettiamo semplicemente una collaborazione con tutti gli enti, cominciando dalla Prefettura, che ha un ruolo determinante nel coordinamento di queste esigenze dei cittadini di garantire un servizio di qualità e probabilmente speriamo anche a costi meno eccessivi rispetto agli attuali. Per quanto ci riguarda, CGIL, CISL, UIL, l'ufficio pastorale, quindi il cartello sociale, sono anni che noi seguiamo questa vertenza a fianco ai sindaci che comunque si sono assunti la responsabilità di traghettare verso il pubblico il servizio. Vogliamo continuare a essere coscienti che ci sia la buona fede di tutti per non entrare a gamba tesa da parte di pezzi della politica che piuttosto che privilegiare la qualità del servizio attraverso gli uomini che vengono designati invece si possa tornare indietro con l'ennesimo fallimento di un servizio pubblico. Il cartello sociale su questo continuerà a essere presenti, a stare attenti e a denunciare ove si dovesse riscontrare questo tipo di esigenza da parte di alcuni. Dobbiamo ringraziare il prefetto che appunto ha posto la sua massima attenzione su questo importantissimo comparto per la vita del territorio, per lo sviluppo del territorio, per il servizio fondamentale che è erogato agli utenti. E non ci dimentichiamo tra l'altro che questa è una delle aziende anche dal punto di vista industriale più importante per il territorio, perché ci sono 300 dipendenti, ci sono 40 milioni di euro di fatturato, per cui giustamente non è un giocattolo da nessun punto di vista, specialmente anche adesso che il territorio ha avuto questo importante riconoscimento, anche Agrigento capitale della cultura, ancora di più questi servizi si deve cercare di migliorarli e di farli al meglio pur con tutte le difficoltà. Per cui questo incontro sicuramente serve un po' probabilmente per mettere tutti seduti attorno a un tavolo, anche le associazioni che hanno avuto hanno fatto correttamente le loro critiche, hanno avanzato le loro richieste e quindi di conseguenza il prefetto sta cercando di mettere tutti attorno a un tavolo per vedere di lavorare tutti per l'obiettivo comune, che è quello di assicurare il servizio alla collettività e al territorio. Come stanno i conti di AICA? Allora, i conti di AICA stanno esattamente per come è messo nelle carte che sono state pubblicate. Parliamo di 4 milioni di deficit. Sì, allora 4 milioni di debiti, detto così, è l'energia elettrica, perché, ripeto, il bilancio ho avuto l'onere e l'onore di approvarlo io, il bilancio 2022, il budget 2022-2024, anche perché senza questa approvazione che era necessaria, infatti è stato un atto del commissario straordinario di cui mi sono presa la responsabilità, perché altrimenti AICA non aveva neanche un euro da spendere neanche per la manutenzione ordinaria se non si faceva questo passaggio fondamentale. I debiti che si sono accumulati sono debiti dovuti all'energia elettrica, perché si stanno a vedere gli altri numeri, ve lo dico in parole povere, non è che AICA ha speso soldi in più rispetto a prima, le altre voci sono tutti costi incomprimibili, per cui anzi le mie lotte, come testimoniano le assemblee dei sindaci, anche nel periodo difficile in cui sono stato direttore generale per 9 mesi, perché io ho fatto un po' da tappabuchi, giusto nel momento del bisogno, perché chiaramente i sindaci nel primo periodo di esistenza di AICA cominciavano a chiedere facciamo questo, facciamo quello, e dicevo signori sindaci, soldi non ce n'è. Di conseguenza io non mi posso allargare a fare manutenzioni straordinarie, non perché non bisognano, sicuramente sarebbero necessarie, che se no vi lascio un debito di 20 milioni di euro. Di conseguenza, se si vanno a vedere le altre voci, sono voci che sono rimasti tal quali, proprio con il minimo indispensabile di quello che doveva fare l'azienda, perché certo se vengono i carabinieri, viene l'ARPA, ci fa un rilievo a un depuratore e là bisogna mettere un'attrezzatura in più che costa 70.000 euro, quello è una spesa assolutamente obbligatoria. Se c'è da risolvere un problema ambientale obbligatorio, se c'è da risolvere un problema sanitario, se c'è da risolvere una grossa perdita obbligatoria, quindi quelle sono spese necessarie, per cui questi 4 milioni di euro per il 2022 e il 1,2 milioni del primo anno sono esclusivamente per l'energia elettrica e il costo in più, quindi chiunque sa leggere le carte, le vuole leggere,
vedrà che è così, per cui purtroppo ci sono questi numeri. Dottoressa, ultima domanda, i comuni sono in regola con i pagamenti? Allora, i comuni non sono in regola con i pagamenti delle bollette per uso civico, nel senso che tanti hanno debiti anche consistenti sia per l'acqua all'ingrosso sia anche per le bollette per i singoli contatori per l'uso civico. Anche questi numeri sono stati divulgati, quindi sono pubblici, per cui non dico niente di nuovo. E sicuramente anche lì occorrerebbe fare, cioè i sindaci devono decidere cosa vogliono fare. Parla di circa 30 nuove assunzioni, vero? Allora, il piano con un costo chiaramente molto elevato. Il piano del fabbisogno è dimensionato per gli anni a venire, è stato previsto compatibilmente con le esigenze, perché sono entrati 8 comuni nuovi. Già adesso, quando vedete che i comuni si lamentano che non si può fare il servizio, è perché il personale, per come sono le infrastrutture, per come è il nostro territorio, per come è la viabilità, per come sono i mezzi, è sottodimensionato rispetto alle esigenze. Infatti ovviamente la maggior parte dei servizi sono esternalizzati alle imprese, però sicuramente i nostri fontanieri, cioè quelli che devono fare le cose che sono proprio delle gestioni, sono anche i nostri addetti alle fognature, in questo momento sono sottodimensionati. È solo grazie alla buona volontà delle persone che si portano avanti i servizi. Per i primi 3 anni, compatibilmente con i bilanci, e quindi questo può variare, nei primi 3 anni si potrebbero prevedere assunzioni di 25 persone, quindi non domani 25 persone, nei primi 3 anni. Quindi queste sono purtroppo cose che bisogna saperle leggere, bisogna spiegarle, perché sennò diventano notizie. Fermo restando che il piano del fabbisogno è un documento statutario obbligatorio, quindi mi sono presa la responsabilità di approvarlo e ne sono fiero, e deve essere passato al vaglio dei sindaci, che possono decidere se approvarlo o non approvarlo, se modificarlo, se fare atti di indirizzo e quant'altro. L'associazione ambientalista Mare Amico sostiene e segnala che Montevago è sfornita di depuratore perché, dopo essere stato distrutto dal sisma del 68, ne è stato installato un altro, ma con errori di progettazione e costruzione, e quindi gli scarichi fognari sfociano nella riserva naturale del fiume Belice tra il parco di Selinunte a ovest e il mare di Menfi ad est. A Montevago serve subito un depuratore, conclude la nota di Mare Amico. Furgone sotto rimorchio, muore 32enne messinese dopo quasi 2 settimane di agonia. C'è il servizio. Si è spento dopo quasi 2 settimane di agonia Federico Lisitano, il giovane messinese di 32 anni che il 13 aprile scorso era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale sull'autostrada A18 Catania-Messina all'altezza dell'area di servizio di Calatabiano. Nello scontro era rimasto ucciso lo zio del giovane, il 71enne messinese Giuseppe Ieni, morto sul colpo. I due viaggiavano a bordo di un furgone che si è scontrato con il rimorchio di un auto articolato staccatosi dalla motrice poco prima dell'uscita di Giardini Naxos in direzione Messina. Zio e nipote tornavano da Riposto, dove abitualmente compravano il pesce per rivenderlo nella città dello Stretto. Il 32enne era stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Taormina ed era stato successivamente trasferito nella rianimazione del Cannizzaro di Catania, ma dopo circa 2 settimane il suo cuore ha cessato di battere. Sull'incidente mortale la Procura di Messina ha nominato anche un esperto di infortunistica stradale, l'ingegnere Santi Mangano, per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, su cui indaga la polizia stradale, che ha visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della stazione di servizio di Calatabiano. Qui, infatti, il mezzo pesante aveva fatto sosta prima di immettersi sulla A18, quando pare che il rimorchio si sia staccato. Si cerca di capire per quali cause questo si sia sganciato dalla motrice, ma intanto Messina piange un'altra giovane vittima della strada. L'ufficialità dovrebbe arrivare il 5 maggio alla convention di Forza Italia. Caterina Chinnici, europarlamentare del PD, è pronta a passare nelle truppe azzurre. Ex magistrato, è stata eletta all'Europarlamento nel 2014 ed è alla seconda legislatura. Figlia di Rocco Chinnici, magistrato inventore del pool antimafia a Palermo, ucciso da Cosa Nostra con un'auto imbottita di tritolo fatta esplodere davanti casa sua. I dettagli nel servizio.
Non sa nulla Elly Schlein, segretario nazionale del Partito Democratico, e neanche il segretario regionale Anthony Barbagallo, ma il partito rischia di perdere un pezzo importante di quella che è la sua pagina dell'antimafia e della trasparenza. Voci accreditate ma non confermate parlano insistentemente di un passaggio di Caterina Chinnici, europarlamentare già candidata a presidente della regione e assessore nel governo guidato allora dall'autonomista lombardo, al partito di Silvio Berlusconi. Non ci sono conferme, ma il fatto che sull'argomento non ci siano smentite lascia molto spazio a credere che possa essere così. Cosa potrà aver indotto la Chinnici a considerare questa scelta è arduo opinarlo, ma pare ci sia un malessere dei moderati del PD a seguire il nuovo corso Schlein, percepibile nella fuga verso Italia Viva del senatore Borghi, che ha accusato il partito di essere diventato troppo radicale e massimalista. Lo avrà pensato anche la Chinnici? Lo sapremo prossimamente, anche se da persona equilibrata e moderata qual è, difficilmente si lascerà andare a dichiarazioni che possano fornire il là ad interpretazioni strumentali. E dunque, a parte i massimi esponenti del partito che dicono di non possedere informazioni in merito, c'è comunque un immediato riscontro dei social alla notizia, e sono in tanti a non condividere la scelta dell'eurodeputata, figlia di Rocco Chinnici, ricordiamo ideatore del pool antimafia, che peraltro solo lo scorso anno, dopo aver accettato la candidatura a presidente della regione, volle fortemente che nelle liste non ci fossero persone con procedimenti penali pendenti e che adesso invece potrebbe sedere accanto a qualche forzista con trascorsi non proprio chiari come Dell'Utri e D'Alì. Ma anche qui Schifani e Caruso giurano in un nuovo corso del partito. E di fatto non si è ancora spenta l'eco di un altro passaggio discusso e inatteso avvenuto nel corso della convention forzista da parte dell'ex pentastellato Cancellieri agli Azzurri. Una ricerca di posizioni più centriste? Una destra e sinistra troppo caratterizzate da radicalismi che non confortano una parte di elettori e di moderati? O semplicemente il traino di Renato Schifani? Vedremo. Patate senza tracciabilità sequestrate e smaltite 16 tonnellate nel Messinese. Arturo Cantella. Sono state smaltite 16 tonnellate di patate senza certificazione di provenienza sequestrati dagli agenti del NORAS, il nucleo operativo regionale agroalimentare della Sicilia, del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Le derrate agricole erano state sottoposte a sequestro amministrativo alla fine di marzo, in occasione di un controllo di routine della filiera agroalimentare effettuato a Patti nel Messinese. Gli alimenti erano privi di documenti che ne attestassero la tracciabilità, come previsto dalla specifica normativa europea. Gli agenti hanno così proceduto al sequestro immediato ed elevato una sanzione di 1.500 euro al possessore dei tuberi. Lo smaltimento è stato disposto dal Dipartimento regionale delle attività produttive, autorità amministrativa che svolge le funzioni di organo di garanzia nei confronti dei provvedimenti di sequestro cautelare, che ha rigettato il ricorso del commerciante. Oggi e domani congresso regionale della SOSI ad Agrigento. Obiettivo: aggiornare gli oculisti siciliani su argomenti di interesse medico e chirurgico. Vediamo. Al via oggi ad Agrigento il congresso regionale del SOSI, una 3 giorni che ha come obiettivo quello di aggiornare gli oculisti siciliani su argomenti di interesse medico-chirurgico. Il comitato organizzatore è presieduto dal dottor Antonio Pioppo, composto anche da Charles Anthony Marturana, da Pietro Giuseppe Colosi, segreteria scientifica Antonino Maria Giuseppe Maugeri, Renato Nicoletti e Stefano Cipolla, segreteria organizzativa College SPA Palermo. Oggi qui ad Agrigento sono riuniti tutti gli oculisti siciliani a confronto. Ci sono grandi esperti su tutti i campi dell'oculistica, in particolare per quanto riguarda la cataratta, che è l'intervento principe di noi oculisti. La cataratta è il primo intervento, l'intervento più eseguito in Italia e nel mondo. E adesso abbiamo delle tecnologie molto avanzate, come il fentolaser per fare la chirurgia della cataratta,
verrà fatta anche la chirurgia in diretta, la chirurgia che vedrà tutti i giovani oculisti, cioè vedremo alla prova i nostri figli, cosa abbiamo insegnato ai nostri figli. Ovviamente non ci sarà solo la cataratta, ci saranno affrontate anche le nuove terapie per una patologia che purtroppo ai noi è in crescita, che è la degenerazione maculare senile, che come dice la stessa parola è legata all'età, quindi è una patologia in trend di crescita costante, ed oggi abbiamo delle nuove molecole, nuovi farmaci che ci consentono di mantenere la vista a queste persone anziane. Diciamo che le problematiche sono tante, però gli interventi sono tanti, partecipano diversi colleghi provenienti da tutta la Sicilia e non solo. Sì, assolutamente sì, sono i colleghi di provata esperienza in tutti i campi della chirurgia. Inoltre, ultimo ma non ultimo, avremo una lettura magistrale sulla chirurgia della cornea, dei trapianti di cornea, che viene tenuto da un grosso esperto nazionale che ha anche una risonanza mondiale, che è il professor Massimo Busin, e che sarà nostro ospite oggi pomeriggio. Ecco, come SOSI che tipo di problematiche riscontrate nel settore nella nostra regione? Ovviamente le problematiche sono tante e complesse, e noi cerchiamo di risolverle ognuno per la nostra parte. Per dire, nell'ultima gara di bacino è stata inserita per nostra volontà, anzi per volontà del professore Charlie Martorana, questa nuova tecnologia che è la femtocataratta, che prima era appannaggio solo dei centri privati e che ora è a disposizione del pubblico di tutti i pazienti. Certamente quest'anno il congresso qui organizzato ad Agrigento è un congresso molto importante, perché ad Agrigento è stata introdotta una nuova metodica per la chirurgia della cataratta da qualche mese, la chirurgia assistita con laser fermosecondi. È una tecnica assolutamente nuova. Agrigento occupa una posizione di avanguardia in questa chirurgia, perché siamo fra i primi centri pubblici in Italia ad effettuarla. Questa tecnica rende certamente più sicura la chirurgia della cataratta, perché elimina alcune fasi della chirurgia che sono estremamente complesse e che hanno una curva di apprendimento molto lunga, consentendo di impiantare una lentina all'interno dell'occhio in una posizione ben definita, sicura. E quindi questo è l'argomento clou del convegno di oggi. Parleremo però anche di altri argomenti come la chirurgia vitroretinica, ci saranno degli interventi in diretta domani che in parte saranno fatti con questi nuovi laser di cui parlavo, in parte saranno di chirurgia vitroretinica, e parleremo anche di oftalmologia pediatrica, perché si parlerà di strabismo e la correlazione dello strabismo con la chirurgia della cataratta, ma anche delle terapie intravitreali che spesso i pazienti che soffrono di maculopatia o di retinopatia diabetica sono chiamati ad effettuare o poco prima o poco dopo la chirurgia della cataratta. La maculopatia è un fenomeno abbastanza presente, in particolare nelle persone anziane. Certamente oggi la maculopatia riveste un'importanza maggiore rispetto a qualche anno fa, e questo dipende dal fatto che l'aspettativa di vita delle persone è aumentata in questi anni e la qualità della vita che le persone cercano è aumentata. Magari prima le persone facevano una vita più sedentaria, adesso troviamo persone che hanno qualche anno in più che vivono delle vite molto attive, che viaggiano, che si spostano in macchina, e quindi la richiesta di una buona qualità di visione va avanti in tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro età, per cui la maculopatia va trattata, va seguita bene, e questo è un altro argomento che verrà trattato. Sulla cataratta invece quali dati abbiamo, quali dati si riscontrano nel nostro territorio? In provincia di Agrigento abbiamo una situazione estremamente positiva, nel senso che i tempi di attesa sono piuttosto limitati in provincia per l'esecuzione dell'intervento di cataratta, perché la nostra unità operativa esegue più di 8.000 interventi l'anno, fa Sciacca e Agrigento. E questo è un dato che ci pone certamente in una posizione di riguardo a livello sia regionale che nazionale. Le problematiche che avete in reparto sono normali, fra virgolette, spesso c'è un sovraffollamento di pazienti?
Devo dire che il problema maggiore che si riscontra in tutti gli ospedali, ma per fortuna un po' meno nel nostro, è quello di avere una carenza di personale medico. Il personale medico, come sappiamo, in questi anni risulta carente perché le scuole di specializzazione, quindi l'accesso alle scuole di medicina, è limitato dal numero chiuso. Certamente forse in futuro questa politica va rivista, ma è una cosa che non dipende dalla nostra azienda, dipende dalla pianificazione sanitaria nazionale. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento ha organizzato un corso sulle cosiddette manovre salvavita. Vediamo. Cosa fare all'improvviso quando una persona viene colpita da un arresto cardiaco? Come intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree in un neonato o di incoscienza in un ragazzino? Ieri nella sede di Contrada San Benedetto dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche gli istruttori del BLSD hanno spiegato a 30 partecipanti tra infermieri, laici e iscritti agli ordini professionali come intervenire utilizzando le mani e il defibrillatore in caso di perdita di coscienza in un soggetto, sia questo adulto, un neonato o un bambino. Un corso che sarà replicato diverse volte, in quanto ogni sessione prevede la partecipazione di circa 30 allievi. Un corso di formazione teorico-pratico proposto a tutti gli infermieri e anche ai laici e iscritti ad altri ordini. L'importanza di questo corso è notevole perché si salvaguarda le vie aeree e soprattutto un'irrorazione cerebrale in caso di vittime incoscienti, per cui è molto importante agire tempestivamente in attesa dei soccorsi, effettuando le giuste manovre, ed è quello che stiamo cercando di inculcare oggi con questo corso che si ripeterà il 3 e in altre date, proprio per dare possibilità a tutti gli iscritti di effettuare queste importanti manovre rianimatorie. Sullo schermo di Rai 1 nel film su Tina Anselmi, storica figura femminile del Novecento, ma anche sul palco del Teatro Pirandello di Agrigento come regista ed attore di Ombre di Sciascia. Parliamo dell'agrigentino Gaetano Aronica, che è anche il volto dello spot che ha portato fortuna ad Agrigento, capitale della cultura 2025. Arturo Cantella. Siamo con Gaetano Aronica, abbiamo catturato mentre fa le prove di Ombre, ma prima di Ombre vorrei parlare del successo di ieri sera dello sceneggiato Rai dedicato a Tina Anselmi, dove tu hai ben interpretato la figura di Aldo Moro. Beh, è stata una scalata su una montagna ed ero molto preoccupato perché non avevo visto un solo fotogramma del film. Ma devo dire che intanto mi è piaciuto molto il film e ho riscoperto la figura di Tina Anselmi che ricordavo vagamente, ma ho imparato tantissime cose. Questa grande donna che ha dato la possibilità ad altre grandi donne di fare tanti lavori che prima non potevano fare sulle pari opportunità. Non sapevo che avesse proprio inaugurato lei la stagione delle pari opportunità, che fosse stata la prima donna ministro. Aldo Moro è stato il suo mentore, da grande uomo di Stato e da grande intuitivo fu il primo a credere in lei, per cui praticamente a lanciarla, a dare una possibilità a questa grande donna in un momento in cui le donne naturalmente facevano molta fatica a uscire fuori, cioè a farsi notare per le loro qualità. Per cui questo aggiunge molto alla statura di Aldo Moro, alla tragica fine che purtroppo diciamo, ricordiamo tutti, e poter interpretare un gigante della storia d'Italia è stato veramente per me un arricchimento enorme dal punto di vista personale, emotivo, psicologico. Sono ancora frastornato anche dal risultato, che mi rendo conto è stato positivo, da quello che sento in giro e anche da quello che io stesso ho visto, essendo il primo critico di me stesso. Parliamo di Ombre, un successo forse che non ve l'aspettavate come compagnia in tutta Italia. Non ce l'aspettavamo perché siamo partiti dal basso, come sempre, con grande dedizione, umiltà, lavoro. Io parlo sempre di costruzione del mattone, e questo palazzo di Ombre è nato. Le fondamenta sono state messe, diciamo, durante purtroppo il disgraziatissimo periodo del Covid.
abbiamo aspettato prima di poterlo fare, non vedevamo l'ora di poterlo fare, e un po' è coinciso la sua, diciamo, la sua messa in scena è coincisa proprio con la liberazione proprio oggi, che è il giorno dopo, il 25 aprile, parliamo di liberazione, ma liberazione anche da questa terribile piaga, e l'abbiamo fatto infatti con grande gioia. È stato pluripremiato dappertutto, in Sicilia, poi anche a Pesaro, capitale della cultura, è stato premiato dall'Associazione Nazionale Magistrati, dall'Ordine degli Avvocati, tanto che chiuderemo la tournée il 27 maggio alla chiesa di San Domenico, accanto ai resti di Giovanni Falcone, chiuderemo proprio il trentennale delle stragi del 92, proprio con Ombre, anzi invito tutti a venire, anche gli agrigentini, a venire a vedere questo spettacolo, perché credo veramente che ne valga la pena. E accanto devo anche dire che noi abbiamo cominciato a provare un altro spettacolo che ci sembra altrettanto forte, anzi per certi versi più temerario, che è proprio L'Onorevole di Leonardo Sciascia, un testo che io ho rivisitato ma che lascia veramente attoniti per l'attualità incredibile, per la sconvolgente serie di verità che riesce a proporre a tanti anni dalla sua diciamo, gestazione. Ecco. Il 5 e il 6 ci sarà la rappresentazione qui al Teatro Pirandello. Sì, esattamente il 4 e il 5 con le scuole, il sabato 6 debuttiamo in serale, e sappiamo che il teatro è già quasi tutto pieno e questo ci riempie d'orgoglio, vuol dire che le persone ci seguono e che si sono appassionate alla Compagnia del Teatro Pirandello, perché la Compagnia del Teatro Pirandello è un patrimonio della città, io lo dico sempre, ed è la dimostrazione che lavorando bene nel tempo i risultati arrivano soprattutto quando si ha a che fare con delle persone che io ho scelto una per il loro talento, per la loro professionalità, e che mi stanno dando tanta soddisfazione, per cui siamo molto contenti. La compagnia, che ormai mi segue da anni, sono 5 anni che lavoriamo su questo progetto Pirandello, che naturalmente non riguarda solo Pirandello ma anche tanti altri autori, compreso Sciascia, che andiamo a fare adesso il 6 e 7 maggio qui al Teatro Pirandello. Comincio da Marcella Lattuca, che interpreta Assunta, la moglie dell'onorevole, che ha già lavorato in Ombre, Roberto Maria Iannone, che invece viene da Roma a darci manforte, poi invece una vecchia conoscenza del Pirandello, che è Nicola Puleo, che ha già recitato in quasi tutti i miei spettacoli e che naturalmente sarà presentissimo anche qui, mentre a mio fianco c'è Emanuele Cardino, anche lui sempre presente, che farà Margano, Felice Margano. Accanto a lui il Cavaliere Ferrazzano, interpretato da Franco Bruno. Fabrizio Milano è mio genero, Fofò, il comunista, e a fianco a lui c'è invece l'altra mia allieva, che è la signorina Mauceri, interpretata da Silvia Frenda, e poi ancora mia figlia Francesca, interpretata da Viola Provenzano. E Roberto Maria Iannone, che è l'unico straniero di questa compagnia rigorosamente siciliana, interpreta invece Monsignor Barbarino, un personaggio che è tutto dire, perché come sappiamo Sciascia con i preti ci sa fare, insomma ci presenta delle figure di preti sempre molto particolari. E Pippo Grapanzano. Inoltre abbiamo Salvatore Galante, un pianista molto conosciuto qui ad Agrigento, che questa volta è un'altra new entry, e le scene e i costumi sono come sempre di Flavia Cocca con Francesco Di Stefano, assistente alla regia Arianna Vassallo, e soprattutto una produzione della Fondazione Teatro Pirandello fortemente voluta dal direttore artistico Francesco Bellomo. Non ci siamo fermati un attimo quest'anno, è stata una grandissima occasione, è una possibilità anche per crescere un po', però ritornare qui per me è la più grande emozione. Sarò retorica, però è così. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Carnevale di Sciacca, la società Meridiana Eventi ha scelto il comico palermitano Sasà Salvaggio come presentatore delle 4 serate suddivise in 2 weekend. Con lui tanti altri volti noti, tutti al femminile. Appuntamento sabato 20 e domenica 21 maggio e a seguire la settimana dopo sabato 27 e domenica 28 maggio. Vediamo. Sasà Salvaggio è un ritorno bello per noi qui a Sciacca, e per te lo è pure? Assolutamente sì, ormai diciamo che io sono un saccense adottato, se si può dire, e uno per l'amore che io verso sempre Sciacca, il carnevale di Sciacca con cui io mi sono innamorato nel 2002, prima ne parlavamo,
quando condussi il carnevale, io non lo conoscevo benissimo, ma mi sono talmente fatto affascinare da quell'atmosfera, i schiticchi, il modo di che io finiva il carnevale e poi me ne andavo a mangiare fino alle 4 alle 5 di mattina e tutti erano stupiti perché io mi andavo a ballare e facevano tutti gli inni di allora che ancora ogni tanto mi capita di cantare, tra cui ci fu Sa sì, che è diventato, diciamo, l'inno del carnevale. Ricordiamo gli autori Maietta, Bruno e Sabella. Che è Sabella. Ecco, Sasà, queste sono 4 serate importanti, quasi inedite. Sciacca, per la verità, destagionalizzato l'abbiamo fatto pure, però insomma maggio non si è mai fatto. Che tipo di aspettative hai? Ma guarda, io mi aspetto tanta gente, c'è tanta voglia di festeggiare a prescindere il carnevale. Perché siamo reduci da un periodo. Perché veniamo da 2 anni di lockdown. Io ti dico, io ho il mio metro di giudizio perché io vedo, noi stiamo stralavorando e proprio si vede che c'è una voglia di ripartire, un sacco di comuni che stanno organizzando. Organizza chiunque, proprio perché c'è questa voglia, proprio la gente ha bisogno di divertirsi, di svagarsi, perciò secondo me capita in un periodo, secondo me, storico importante, che proprio secondo me c'è il desiderio di festeggiare. Poi è chiaro che non è lo stesso periodo del carnevale, diciamo, invernale, però secondo me qui a Sciacca, appena dici carnevale, subito capisci, basta la parola per ricreare quell'entusiasmo, perciò secondo me, tra l'altro c'è caldo, perciò è una buona cosa che sono capitati dei carnevali sotto l'acqua, ma l'acqua non ha mai fermato il carnevale. Speriamo che insomma sia veramente una bella edizione. Ci saranno anche delle ospiti importanti che si alterneranno accanto a te. Sì, diciamo sono delle bellissime ragazze, c'è Emanuela Arcuri, Stefania Orlando, Matilde Brandi e Francesca Rettondini che si alterneranno ogni sera. Purtroppo a me mi avete a sopportare tutte le sere, ma io ci posso fare. Una volta che mi hanno chiamato non è che ci poteva dire no. Adesso che stiamo quasi a maggio, l'attenzione cresce. Qual è il tuo appello a chi ci segue da Sciacca, ma noi adesso arriviamo in quasi tutta la Sicilia, quindi abbiamo un pubblico più ampio. Certo, no, di venire assolutamente, venite anche perché ci saranno i carri proprio nello stile tradizionale, poi ormai veramente i maestri cartapestai di Sciacca non hanno nulla da invidiare ai carnevali più importanti non solo siciliani ma d'Italia. Perciò venite, sarà sempre uno spettacolo per le famiglie, ci saranno un sacco di novità, veramente venite, è un modo per stare tutti insieme, per divertirsi, naturalmente sapete nel mio stile della conduzione, in maniera sempre educata, senza mai prendere in giro nessuno, senza offendere nessuno, perciò sarà un carnevale educato, legato anche alla tradizione siciliana, visto che sono un testimonial e un ambasciatore di Sicilia in Italia e nel mondo, perciò sarà anche l'occasione di parlare di Sicilia, insomma una bella occasione per stare tutti insieme. E il tuo saluto tipico? Certo, non può mancare, io ve lo dico, metteremo spessissimo Sa, che ormai insomma è la mia colonna sonora, figurati a Sciacca, però vi aspettiamo tutti 20 e 21 di maggio e 27 e 28 maggio. Nuova edizione di Messina Città della Musica e degli Eventi, un cartellone che propone iniziative fino al prossimo dicembre, presentato a Palazzo Zanca dall'amministrazione Basile. I dettagli nel servizio. Sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa gli eventi che l'amministrazione comunale di Messina ha promosso per il 2023. Saranno oltre 30 gli appuntamenti in programma, dai grandi eventi di musica a quelli sportivi di caratura mondiale, quelli legati all'enogastronomia, oltre alle coinvolgenti celebrazioni religiose. Obiettivo, ha detto il sindaco Federico Basile, è promuovere in maniera sinergica sport, musica, le feste religiose simbolo della città, unitamente alle eccellenze e le specificità territoriali, valori e risorse fondamentali per lo sviluppo locale, nell'ottica di portare visibilità a Messina non soltanto oltre lo stretto, ma in un panorama ancora più vasto. È un cartellone che è stato pensato, diciamo così, per programmare una stagione che non è solo quella estiva o invernale, ma per far capire a tutti che la città è in grado, come sta facendo, di organizzare eventi che vanno al di là del concerto e che danno un senso a chi vuole venire a Messina, vuole stare a Messina e vuole conoscere Messina. L'idea è quella di creare una programmazione periodica che dia un senso a tutti gli sforzi che stiamo facendo noi e che gli imprenditori devono fare con noi.
Il lavoro dell'amministrazione è quello di mettere in condizioni la città di fare impresa, di essere attrattiva, di essere ricettiva. È chiaro che ognuno deve fare la propria parte, noi come amministrazione lo stiamo facendo, credo che lo stiamo facendo dialogando con tutti. Io stesso insieme all'assessore Finocchiaro, all'assessore Caruso abbiamo incontrato più volte anche gli operatori commerciali nei vari settori, nel campo turistico e non solo. È chiaro che queste sono occasioni che noi mettiamo a disposizione al servizio della città e poi la città deve rispondere come sa rispondere. Tanto è un cartellone di eventi strutturati che consente a tutti di far conoscere la città fuori dalla città. Dobbiamo essere meno autoreferenziali in tutti i settori e far capire che Messina è uscita già da tempo dal guscio, che in Sicilia c'è Messina che è la porta della Sicilia, e poi gli operatori, come per esempio durante il periodo in cui approdano le navi crociera, devono saper fare il loro lavoro, che sanno sicuramente fare. Abbiamo una città che ha cultura, arte, enogastronomia, si fa apprezzare, è accogliente, si fa voler bene come città. Questo è uno strumento che ci consentirà, io mi auguro, di attrarre tanta gente che magari non conosce tutto quello che abbiamo. Calcio, playoff di eccellenza, domenica allo stadio Brucureri, Pro Favara e Don Carlo Misilmeri, il servizio di Giuseppe Moscato. Il conto alla rovescia è iniziato e cresce l'attesa dei tifosi favaresi per la gara di semifinale playoff eccellenza girone A tra la Pro Favara e il Don Carlo Misilmeri, in programma domenica allo stadio Bruccoleri con fischio d'inizio alle ore 16. Tutti allo stadio è lo slogan lanciato ad inizio settimana dalla società presieduta da Rino Castronovo. La dirigenza favarese chiama a raccolta i propri tifosi. Anche per questo big match la Pro Favara ha chiesto l'inversione dei settori, permettendo ai propri sostenitori di poter usufruire della gradinata, la cui capienza è di 1250 posti. In tribuna coperta saranno ospitati i tifosi del Misilmeri. I biglietti in prevendita possono essere acquistati alla segreteria dello stadio, al bar Itria e nella sede dei gruppi ultras organizzati al Casello. I prezzi in prevendita sono di 8 euro per il biglietto intero, 3 euro per il ridotto per i ragazzi fino ai 14 anni. Al botteghino domenica, sia per la tribuna centrale coperta che per la gradinata, il costo del biglietto sarà di 10 euro. La compagine favarese di mister Catalano, in virtù del miglior piazzamento nella regular season, può contare su 2 risultati su 3, pareggio e vittoria al termine dei 120 minuti, ovvero tempi regolari ed eventuale all'occorrenza quelli supplementari, per accedere alla finale con l'Enna in programma al Gaeta domenica 7 maggio, Enna che godrà di una settimana in più di riposo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.